attività agonistiche e amatoriali a livello regionale. Alfonso Canfora, come definiamo? Inventore? No, creativo. È tutto fatto in funzione di valorizzare il territorio, quindi queste sono idee brevettate, registrate all'ufficio brevetti, frutto di un ingegno sardo. Siamo al massimo il top della tecnologia per quanto riguarda le attrezzature sportive della nautica, ma sono nate per essere camaleontiche e utilizzate anche in altri dei sport e settori, quindi siamo nati per poter fare qualche cosa per mettere in condizione di creare nel territorio lavoro e lasciare qualche cosa ai giovani che verranno. Queste esperienze fruttano, vengono riconosciute, c'è una strada da percorrere. Sono riconosciute in tutto il mondo perché queste idee tipo la canoa trasparente e il surf trasparente hanno ricevuto premi internazionali. Però purtroppo vogliono lanciate attraverso dei finanziamenti oppure trovare degli investitori. Trovare degli investitori, sì, quindi Oristano magari ci sono, i facoltosi ci sono, però bisogna vedere se hanno intenzione di continuare a farsi concorrenza con attività similari o a investire su attività nuove.